Ciao a tutti, che dire? Ho detto oggi esco con Eleonora Tosatto, così le chiedo un po' di cose e voglio dialogare con lei di alcune cose molto, molto belle che so che ci può raccontare. Intanto mi piace proprio il tuo ambiente lì. Dove ti trovi? Sei a casa? Sì, buonasera a tutti intanto. Sono a casa mia e come diciamo che un po' tutti siamo costretti nelle proprie case, quindi sì, mi sono collegata dal salotto. Poi sono curioso, secondo me anche qualcun altro del mondo che hai dietro. Dopo ne parliamo. Ma Va allora, bene. vediamo un po', chi è Eleonora Tosatto, no? Per quello che so io, poi vediamo se tu mi correggi. Allora, intanto sei laureata e mi sembra in architettura, no? Quindi una cosa molto, Esattamente. molto interessante che approfondiremo, no? Ma approfondiremo anche altre cose, quindi il tuo lavoro, che sei networker dal 2012 e quindi praticamente da quando eri all'università ancora, no? Quindi Esatto. appena laureata hai iniziato a lavorare e questa è una bella cosa, però è una bella cosa soprattutto perché che mi ha colpito perché tu hai iniziato a lavorare e a fare quello che volevi, no? Per una scelta di vita e che poi si è dimostrata uno stile di vita, no? Quindi tu lavori online praticamente, quindi vuol dire che dopo ci spiegherai meglio che tu lavori ovunque, puoi lavorare ovunque. Esatto. Infatti, infatti chi ti segue come me sui social fai sempre invidia perché sei in giro per il mondo, a parte adesso che non si può, ma comunque così. Quindi chi sei? Sei una persona che ispira uno stile di vita sano, no? Ami viaggiare, sei anche sportiva e poi vedremo anche perché ti sei anche allenata. Io, siccome sono istruttore anche di corsa, oltre che di camminata sportiva e di cicloturismo, ho visto una fase in cui le tue storie raccontavi gli allenamenti duri che hai fatto, perché comunque vuol dire che avevi un obiettivo e vedremo qual era il Esattamente. tuo obiettivo. Ecco. Allora, di cosa parleremo? Parleremo dell'importanza del tempo, ecco, il tempo che è una cosa importante per tutti e vediamo come lo gestisci tu e perché è così importante, ma voglio capire anche perché, soprattutto, perché sei un imprenditore o un'imprenditrice, adesso non so come si dice, ma comunque un'imprenditrice della propria vita sei, no tu? E altre due domande che ti faccio già subito adesso. So che tu ti assumi sempre la responsabilità in toto, quindi non dai mai la colpa agli altri e quindi trovi tu le soluzioni e mi spiegherai perché. E poi mi spieghi perché col tuo lavoro si può rimanere giovani di mente, di spirito, e perché riesci sempre a pensare alle soluzioni e mai ai problemi, no? E questa è una cosa bella che anche io cerco di fare, quindi, ma voglio sentirlo da te perché vediamo se gli stimoli sono gli stessi. Ti sai adattare ai cambiamenti e vedremo anche come ti sei adattata in questo periodo che non si può viaggiare, te che ami viaggiare, no? Perché hai successo? Volevo chiederti questo, perché appunto partendo dall'università e tu hai deciso di fare questa scelta di questo lavoro, no? Che ritengo che sia un bel lavoro, no? E di come hai superato i momenti difficili, perché so che ormai la mia esperienza mi dice che tutti abbiamo i momenti difficili e come li hai superati. Conosci molte lingue e siccome io faccio anche con Marcella anche delle puntate dove parliamo dello spagnolo per pellegrini, quindi gente che Mm. cammina, voglio capire perché tu lo spagnolo non lo conoscevi e ho letto in una intervista che hai fatto che hai imparato anche lo spagnolo e voglio capire perché. Ecco, quindi parliamo oggi di benessere e di stile di vita sano e di un approccio alla vita micro-macro integrazione. Ecco qua, sono gli argomenti. Quindi, Ok, vamos. allora
Partiamo magari dalle origini, quindi un breve excursus di quella che è stata la mia vita fino ad adesso. So le lingue perché ho studiato al linguistico, al liceo linguistico, e ho studiato nello specifico inglese, tedesco e russo, quindi lo spagnolo non faceva parte delle lingue del corso. Poi ho deciso di seguire architettura all'università e mi sono laureata in architettura e contemporaneamente, mentre ero all'università, ho iniziato a fare un po' di lavori per avere comunque un'autonomia mia personale, quindi ho fatto la cameriera, davo magari anche ripetizioni, facevo un po' di tutto, quindi tutto quello che mi poteva portare un'entrata in più. Scopro questo lavoro, ovvero il lavoro da networker, e non me ne innamoro da subito, quindi non conoscevo nulla di questo mondo, però qualcosa dentro di me mi diceva: ok, prova, buttati anche su questa strada, anche perché sono sempre stata una persona comunque curiosa e a cui piace sperimentare diverse cose nella vita. E, e da lì, dopo un po' di mesi che svolgevo questa attività, me ne sono innamorata. Un'attività, come hai detto tu, legata al benessere, perché ho scelto proprio questa declinazione del network marketing e da lì, via via, quindi con il passare dei mesi, ho deciso poi di fare esclusivamente questo nella mia vita, quindi non ho portato avanti poi il percorso universitario, nel senso mi sono laureata e tutto si è concluso lì. Nutro sempre questa passione comunque per il design, per le cose belle, infatti il mondo alle mie spalle mi rappresenta anche in questo. Però ho deciso di fare questo tipo di attività, ovvero quella del networker, e di declinarlo nell'online per quello che mi permette di avere l'online, quindi il concetto appunto del viaggio, dell'indipendenza, del poter gestire la mia vita in maniera imprenditoriale. Che cosa significa cioè, perché mi definisco anche imprenditrice? Perché creo quella che è la mia quotidianità. Quindi decido io come gestire il mio tempo, decido io quali sono i miei obiettivi, decido io come organizzare quello che è anche la mia attività. Quindi in toto mi gestisco io in autonomia. Mhm. Ecco, questo qui è Allora, un... io adesso Dimmi pure. lancerei un video perché sono curioso di capire dove sei andata. Beh, un video che comunque è sulla tua pagina di Facebook. Allora, se vuoi intanto magari dirmi quali sono i tuoi, come si chiamano i tuoi profili, se uno vuole cercarti per seguirti, magari su YouTube, magari su Instagram o comunque, ecco. Tutti i miei profili principali si chiamano col mio nome e cognome, quindi Eleonora Tosatto su tutti i profili, quindi da Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, tutti si chiamano col mio nome e cognome. Mhm. Bene, sai già di cosa faccio vedere? Sì, sì, mi ricordo bene i miei video. Allora, questo è un video particolare che adesso è molto emozionante, dura poco e magari tu lo commenti perché comunque l'ho messo in silenzioso, no? Ok? Ok. Allora, qui stavo raggiungendo questo bordo di questa immensità, ero nel Grand Canyon, quindi in America, ed è stato uno degli ultimi viaggi che ho fatto prima di questo blocco globale. E, questo breve spezzone di video rappresenta un po' tante cose, perché io soffro per esempio di vertigini, però affrontare quelle che sono le mie paure in generale nella vita è una cosa che faccio normalmente, nel senso dove c'è una paura Mm. vuol dire che c'è possibilità comunque di crescita nel momento in cui la si va ad affrontare
E il Grand Canyon, non so se tu ci sei stato, Romano, No, ma è una non cosa ancora. pazzesca, è una cosa veramente incredibile, un'immensità di colori, le rocce che vibrano, c'è un'energia molto forte Mm. e nessuna foto rende come essere lì fisicamente, Bisogna quindi andarci, sì, bisogna andarci. lo consiglio a tutti. Ascolta che, allora intanto avviso chi ci segue, che vedo che sono già in tanti, vuol dire che le notifiche funzionano, ma no, volevo dire che possono farti domande, no? E quindi chi ti conosce può comunque commentare sotto e possono andare appunto anche in onda, e quindi chi vuole farti qualche domanda specifica anche relativamente alla tua attività, che si può parlare, no? Possiamo parlare e affrontare l'argomento in lungo e in largo, no? Assolutamente. Non so se vedo E le domande perché non vedo ancora i commenti, quindi vedremo appena arrivano, eh. ok. Allora, qua tu sei sempre in giro per il mondo, c'hai il mondo in testa. Qua. Mi piacciono un Esatto, questo è sacco come presenti le foto, come le gestisci. edito. Eh, Allora, questa foto qui è particolare, nel senso che è stata scattata qui in Friuli, proprio durante mm, questo 2020. E il Friuli è uno dei posti che mi ero prefissata di visitare meglio con l'avanzare dell'età, quindi ho detto lo mm, riservo per gli anni futuri, però le cose mi hanno portata a modificare un po' questa pianificazione e quindi questa foto è stata scattata qui nelle montagne friulane, un percorso molto bello e questo mio mondo sopra la testa in realtà rappresenta quella che è la mia attività, perché ho scelto comunque un'attività appunto di network marketing online e questo mi permette di collaborare non solo con l'Italia, ma con 26 paesi nel mondo, tra cui alcuni mm. aperti di recente come il Messico, il Portogallo e la Romania. E quindi questo planisfero sopra la mia testa Ah. rappresentano i mercati aperti con il quale posso collaborare nella mia attività. Ecco, allora, vediamo un po' di posti belli che sei stata in giro per il mondo e quindi mentre lavori, no? Quindi riesci a far tutto, no? Dove eri qua? Allora, qui ero sempre in America e in uno degli ultimi viaggi qui ero a San Francisco. Diciamo che io tendo sempre ad unire nei miei viaggi il divertimento con la mia crescita personale. Quindi ho fatto questo viaggio in America principalmente per la mia formazione Mm, personale, ho seguito un corso a Las Vegas e siccome non è che si va dall'altra parte del mondo solo per un corso, ho deciso di mm, visitare prima San Francisco e poi andare a Las Vegas a fare questo corso con sì, sì, sì. migliaia di persone. Las Vegas è una città assurda e proprio Una notte da leoni, il film la rappresenta molto bene. Mm, Santina, ci sei andata anche tu? E quindi questo qui è uno degli ultimi viaggi che ho fatto a dicembre del 2019 ed è stato uno dei viaggi che mi hanno arricchita di più per diversi aspetti, sia la parte di crescita personale, sia crescita mm. professionale e poi è stato il mio primo viaggio in America, quindi molto emozionante. E qua si vede Allora, già che tu lavori in giro per il mondo. Quindi, no, in realtà qui ero a casa, qui ero da casa, era una giornata d'estate e mi piace moltissimo lavorare all'esterno. Quindi ero nel terrazzo con il sole e mi stavo godendo proprio la natura con il rumore, il cantare degli uccellini, il sole, il verde intorno a me e mentre appunto mi godevo mm. questo spettacolo, comunque lavoravo.
Mhm. Vediamo. Allora, tu cosa ti porti dietro per lavorare, no? Quindi un PC, un tablet, ma può essere anche il cellulare, no? Auricolari. Allora, io generalmente lavoro con un telefono, quindi lo smartphone è sempre con me e posso lavorare anche solo con un telefono, quindi non ho la necessità di portarmi dietro il computer, però spesso fa parte dei miei viaggi. Mm. Viaggi, Parigi qua. Qui ero a Parigi, prima stavo andando in Finlandia, ero nel traghetto che mi portava appunto dall'Estonia in Mm. Finlandia e, e ne ho approfittato, siccome c'erano 2 ore di traghetto, ho detto ne approfitto per collegarmi alla rete e gestire un po' di chat, un po' di lavoro. Eh. Ho, Qui ho ero visto a questa Vilnius. foto, ho visto questa foto, pensavo fosse un fotomontaggio, poi ho visto questa e ho detto no, è lì. Allora, no, sono 2 posti diversi perché ho fatto il tour delle Eh, capitali baltiche. I -14 gradi erano a Vilnius, e un posto freddissimo, penso sia stato il posto più freddo che ho visitato in assoluto. Qui erano le 10:30 del mattino e c'erano già -14 gradi, siamo arrivati a -17, -20. Ti dico solo che mi si congelavano le ciglia con il vapore del respiro, cioè una cosa pazzesca, un freddo. boh, però credo, non so se lì era così, ma io sono stato a sciare in Val Senales a 4.000 metri e era -12, ma non li percepivi così, era un freddo diverso, no? Da quando siamo qua col vento, no? Lì era freddo, faceva veramente freddissimo, lo percepivi tutto perché era proprio un freddo umido e mm, avevo freddo, avevo molto freddo. Diciamo che non è stato uno dei viaggi proprio che rifarei così a cuore aperto. Qui ero Ecco sempre qua. a Vilnius e qui mi ero portata dietro appunto il computer e ne avevo approfittato tra un'escursione e l'altra per appunto controllare il lavoro. Ah, ma si brinda anche mentre si lavora. Qui era una giornata speciale, qui era il mio compleanno e sono andata a Malta e mi è stata fatta una sorpresa, quindi non sapevo di questo viaggio inaspettato e sono arrivata a Malta praticamente per 24 ore, Mm. quindi ho festeggiato il mio compleanno lì, ho cenato lì e sono ritornata a casa ed è una delle cose che mi piace moltissimo fare e dal Friuli si può andare in Sì, giornata, quindi sì. nelle 24 ore a Malta, a Mm. Napoli e in Inghilterra. Quindi chi vuole fare una cena così, chi vorrà fare Sì. una cena così in un periodo migliore, potrà scegliere una di queste mete partendo da Treviso. Sì, ho avuto anche la fortuna di andare a Malta già alcuni anni fa e mi è piaciuto molto. Lì c'è l'influsso inglese, no? Anche nei piatti. E poi sono andato anche nell'isoletta lì vicino, che è fantastica proprio. Gozo o Cumino. Gozo, sì, molto bella. Mi è Sono piaciuto andata anch'io molto. nella Laguna Blu e devo dire, caspita, cioè, un angolo di Eh, paradiso fantastico. Ecco, qui è un'altra, è sempre una foto a casa, quindi stavo lavorando sempre a casa. Il mhm. planisfero cambia colore, infatti, come ti ho fatto vedere prima della diretta, Eh, abbiamo la possibilità di modificare i colori. questo è il tuo Però diciamo mondo. che il classico è il bianco. Vediamo, vediamo. Gira che così si vede. Andiamo sul blu. Questa è una tua idea perché comunque tu appunto sei laureata in architettura, no? Mi dicevi. Esatto, esatto. Mi piace moltissimo, sia quello che può ricordare i viaggi, oppure comunque un planisfero come in questo caso. Mm, Ecco, qui sono sempre dei quadri che rappresentano dei miei viaggi. mm. Ehm, e sia mi piace moltissimo il concetto del tempo, quindi in realtà questo planisfero qui ha 5 orologi nei vari
nei vari stati. E, si vedono, si dovrebbero vedere. Sì. Uno qui, Mhm. qua. Ah, E mi piace moltissimo anche il concetto del tempo che tu hai citato all'inizio, proprio perché ritengo che il tempo sia sia forse la risorsa più grande che possiamo avere nella nostra vita. È una cosa che non ti torna indietro, quindi va vissuta secondo per secondo. esatto. Ecco, allora, adesso vediamo un'altra cosa, vediamo se la vediamo. Vediamo se la vediamo. Ecco qua, raccontami, Allora. chi conosci? Questa qui è stata il mio giorno di laurea Ah, e da lì a 2 giorni sono poi partita per Nizza e lì è iniziato veramente il mio percorso da networker, quindi quel viaggio lì subito dopo la laurea ha mm, significato moltissimo per la persona che sono adesso. ah. Poi salutiamo qua, ho scoperto che Cesare Bellafronte ti ha fatto questa foto. Sai che ho fatto un evento con lui e lui è magnifico, oltre a far foto fa anche video riprese, no? Sì. È da un po' che non lo sento Cesare queste foto risalgono al 2012, c'è la Sì, data? sì, 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 quindi 2012. sono passati un bel po' di tempo. Bene, Ecco, questi qua qui sono un po' gli ultimi eventi a cui ho partecipato in questo periodo. ma allora è vero che qua si ride sempre, che col lavoro che fai sei sempre che sorridi, eh? Un aspetto importantissimo di questa tipologia di attività è proprio l'affrontare la vita in maniera positiva, sempre rivolti alle soluzioni e mai nei problemi. Ehm, ed è anche questo uno dei motivi per cui ho scelto questo tipo di attività e non un lavoro magari tradizionale. Ma questa qua è la tua squadra o sono persone No, che... no, questo qua è stato un evento, extra di formazione personale legato, eh. alla numerologia, e ad altri aspetti. Perché ricorda due cose veloci del tuo lavoro, cioè tu comunque sei un'imprenditrice, no? Indipendente per conto tuo e hai l'azienda che ti supporta in Allora tutto, ma però tu puoi avere io ho anche, sc guidare delle persone che magari vogliono iniziare e quindi tu gli puoi anche dare un input a loro, no? Seguirli. Allora, io ho scelto un'azienda con il quale collaborare ed è un'azienda che si muove con il modello di business del network marketing o Mm. networking. Quando si lavora con un modello di business di questo genere, si crea una squadra, si crea un team, quindi un team di persone che collaborano con te Mm. e c'è tutto un sistema di guadagno che deriva sia da quello che si produce personalmente, quindi sia da un fatturato personale, sia da un fatturato di team. Lavorando comunque online, quindi avendo spostato il network dal sistema tradizionale offline all'online, la squadra la si crea comunque anche con persone che non si sono mai incontrate dal vivo, quindi ci sono delle persone Mm. nel mio team che io fisicamente non ho mai incontrato dal vivo, ma solo attraverso i social media o comunque le Zoom call, quindi le video chat. Mhm. Bene, bene. Ecco, Qua dov'eri? qui Guardavi l'orizzonte. ero sulla cima del Lussari qua, quindi Eh, queste montagne nostre friulane. È uno scatto che ha la croce dietro, se la rimpicciolisci si vede la croce, mm, che appunto rappresenta la cima anche del percorso celeste. esatto. Ehm, L'hai fatto o vieni a farlo con no. me? Mi sa che verrò a farlo con te quando ci sarà la possibilità. Però questa foto qui l'ho voluta fare perché
la fede, intesa proprio come fede anche in quello che facciamo, il credo in quello che portiamo avanti proprio come nostra missione personale, sia un aspetto fondamentale, della vita e anche un aspetto che ti permette di fare meglio le cose, ti permette di dare il meglio di te e di superare anche gli ostacoli che la vita ti propone in continuazione, perché come dicevi tu prima, Mm. ehm, le difficoltà nella vita ci sono perché devono farci crescere, quindi più noi siamo credenti in quello che facciamo, proprio non a livello strettamente Mm. religioso, ma proprio in quello che facciamo, nella missione che portiamo avanti, più superiamo in maniera facile, più o meno facile, gli ostacoli che ci si presentano. Mhm. Qui Qua è sempre, proprio sempre sul eh, bello lì, no? Perché poi lì è una lì arrivi con la cabinovia e se non fai il percorso a piedi, perché tu comunque quando verrai Esatto. con me sul Cammino Celeste verrai a piedi, no? Perché dopo Guarda, vedremo che dimmi. la neve che c'era, qui sul Eh, Lussari in questo inverno qui era incredibile, c'erano metri di neve e ho visto quella quantità di neve solo in Finlandia, quindi era mm. veramente magico. Allora, tu crei il sogno della tua vita. La vita dei miei sogni, quindi tutto quello che mi piace, che mi appassiona nella vita, io cerco comunque di raggiungerlo, quindi mi muovo, faccio delle azioni che mi portano in quella direzione. Mhm. Sei tu questa, il tuo avatar. Sono io. Caspita, non mi ricordo che cosa stavo. Ah, ok, questo qui stavo guardando un video che rappresenta, in cui c'era rappresentato l'ultima Mm. performance sportiva particolare che ho fatto, che è quella che hai citato all'inizio, legata alla Do- corsa. dopo ne parliamo, intanto ti faccio vedere questa foto, vediamo se chi è. Lei è una persona importantissima nella mia vita, è stata la persona che, diciamo che è una sorta di faro nella mia quotidianità, perché è una mia, Mm. collega, la mia sponsor, la mia upline nella mia attività, quindi lavora con me, ma è anche una grandissima amica, una compagna di viaggio, Mhm. infatti abbiamo viaggiato tantissimo assieme, ed è una persona veramente eccezionale. E Ma in questo quindi, momento mi manca un po'. ah sì, appunto, che siamo tutti online e non possiamo abbracciarci, no? Esatto. Ma quindi non è solo a nice day, ma è tutti i giorni, all day. Tutti esattamente, tutti i giorni. Scusate che metto in carica il computer. Qui un'altra foto dal divano mentre lavoro, perché lavorare a casa Mm. comunque significa farlo ovunque, quindi dal divano, dalla sedia a dondolo, dal terrazzo, dalla cucina, Ma ci si può però, mettere ovunque. sì, però quando lavori comunque tu ti vesti per andare a lavorare, no? Questo aspetto qui è importante, nel senso che, intraprendere questo tipo di attività, anche se svolto a casa, quindi in un contesto domestico, comunque in un Mm. contesto di viaggio, ma intraprenderlo con la serietà come se si stesse andando in ufficio, quindi prepararsi, truccarsi, sistemarsi, in un certo modo per iniziare la propria giornata, secondo me è molto importante. Chi lo fa, per esempio, sempre in pigiama perché dice: "Tanto non devo uscire, tanto lo posso fare da casa", in realtà, ehm, diciamo non sta prendendo le cose proprio nella maniera più seria o nella maniera più, corretta, perché non entra nella mentalità che quello che facciamo, anche se lo facciamo da casa, è comunque un'attività seria, un'attività che ci può cambiare la vita, quindi è importante farlo in un certo modo. Mm. E qua? Qui era Perché un'uscita sempre. Stai tu non ripescando sai cosa tutte ti le mie foto aspetta. di Facebook.
Allora, qui ero con una cara amica, sempre collega nella mia attività, e stavamo passando una serata in compagnia. Perché i momenti belli bisogna anche ricordarli ogni tanto, no? Come Facebook che ti ricorda che... Esatto. Tu Questa fai anche è degli incontri per lavoro, no? Quindi Zoom tecnica, quindi riservati a solo chi è iscritto con te o Esatto, formativi. qui sì, qui noi facciamo, delle formazioni continue perché è un aspetto importantissimo di questo lavoro, quasi ogni sera o comunque ogni giorno, noi ci colleghiamo per lavorare assieme online, per, fare formazione, per crescere, per condividere, aspetti positivi o aspetti negativi, quindi trovare comunque delle soluzioni a degli ostacoli che magari ci si possono presentare nell'attività. Quindi assolutamente sì, è un aspetto fondamentale. Mm. Questo sembra la replica di adesso, quindi era, era al termine di un'altra Qua, formazione. qua però Allo non vale così, così non vale. Questa però non è una mia foto, quindi devono avermi taggata da qualche parte perché non ho questo Perché servizio appunto, di dati. c'era gente che mangiava e beveva mentre tu lavoravi. Può essere perché comunque mi capita di fare comunque degli eventi online, magari in cui non sono una relatrice Mm. e, si unisce Mhm. il Mm. pasto. Ascolta, adesso io ti faccio vedere delle foto di alcuni bei posti e vediamo come le commenti tu, perché io sono stato più volte che è il Fontanone di Goriuda, no? Quindi, dimmi. Allora, posto che, ho scoperto sempre in questo 2020, appena trascorso, a circa 1 oretta da casa mia, quindi veramente vicino, e non c'ero mai stata prima e mi è molto piaciuto perché, essere dentro una cascata è qualcosa comunque di emozionante, Mm. e secondo me è un fantastico luogo anche per fare meditazione, in un momento magari in cui non c'è tanto afflusso di gente, però molto, molto bello come luogo. Mm. Quindi lo Questa consiglio qua è se la, vivete intorno. questa qua è la Val Raccolana, no? Che è molto Esatto. bella, che dopo si sale a Sala Nevea, che anche lì Sì. c'è sempre tanta neve. Tu sai E poi sciare? se so sciare, però non scio da diverso tempo. Se guardi qui nell'acqua, la Mm. pozza verde formava un cuore. Ehm, Mm. ecco, Sì. quindi la natura è fantastica nelle sue sfumature. Mm. Ecco, qua ti vediamo in stile sportivo Esatto. e qua sei scesa nella parte più bassa. Esattamente, lì è la parte bassa, quindi si vede sopra la mia testa, si vede il fontanone che scende, e lì è la Mhm. parte proprio finale di Perché questo. sai che non tutti scendono lì, tanti tornano indietro, quindi bisogna, Ma io questa sono qua, curiosa. ecco, questo secondo me nella vita bisogna fare, bisogna andare oltre, seguire i percorsi, perché spesso ci sono percorsi ad anello. Io li mappo quando porto la gente a camminare, come regola, sempre percorso ad anello, ma in natura ci sono, basta sapere cercare e andare avanti, no? Se uno dice, ah, boh, mi accontento, ho visto già tanto, torno indietro, invece spesso poi il bello arriva giusto un passo dopo, eccolo qua, l'abbiamo visto. Esatto. Diciamo che questa qui è anche forse una metafora di come affronto la vita. Non mi piace seguire dei percorsi tradizionali, ma mi piace crearmeli e andare alla scoperta un po' di quello che il mondo ci offre. E questo approccio, diciamo, alle cose l'ho portato anche sempre nel mio lavoro, negli studi, nella mia crescita personale. Qui ero di nuovo su una roccia con il precipizio alle spalle, sempre
sempre nel Grand Canyon. E devo dire che è un percorso che qui in Italia non so se lo farebbero uguale, perché lì non c'è neanche una barriera per potersi di Ah, sì. protezione, quindi devi stare veramente molto attento a non scivolare giù. Mm. Ma come dovrebbe essere sempre, dovremmo essere noi responsabili, non dar la colpa agli altri, no? Esattamente, esatto. Allora, adesso vediamo un po' nelle tue versioni, perché normalmente lo faccio vedere all'inizio, invece vediamo chi sei tu. Ok. Chi è Eleonora? Vediamo qua nella versione sportiva, no? Ma sempre con le cuffiette. Cosa ascoltavi? Musica o lavoravi anche lì di corsa? No, qui mi ero dedicata, in realtà alla meditazione, quindi stavo ascoltando, della musica con dei suoni particolari, per fare questa meditazione in mezzo alla natura, che è una cosa che mi piace Mm. molto fare. E qua invece ero alla conclusione anzi, a metà percorso, perché qui avevo appena raggiunto la cima, sopra il lago di Como, in questa Mm. esperienza che ho fatto di corsa, quindi abbiamo corso e scalato questo monte per una decina di ore e poi ci siamo ritrovati all'apice in questa nuvola fantastica intorno alle 7 del mattino e quindi abbiamo Mm. visto quest'alba tra le nuvole molto molto suggestiva. Bello correre, con la lampada. Qui c'era un buio importante nei boschi, quindi eravamo in gruppo e a un certo punto le abbiamo anche spente e c'era proprio un buio incredibile, si vedevano solo le Mm. stelle, è stato molto molto emozionante. Ma quindi giochi anche a tennis? Gioco anche a tennis, anche se in maniera, diciamo, non ho mai fatto un corso reale, quindi gioco con degli amici che Mm. mi diverto, mettiamola così, mi diverto. Mm. Bene, Però è uno eccoti sport che mi qua. piace molto. Qua dove sei? Su Instagram? Qui sì, sono su Instagram e qui stavo probabilmente andando o a correre o facendo degli esercizi a casa, quindi se sono soprattutto in questo periodo Mm. faccio molto attività a casa, quindi a corpo libero, oppure yoga, oppure vado a correre quando c'è la possibilità, magari quando fa più caldo. Questo è il gruppo con cui ho fatto questa experience, appunto sul lago di Como e lavoriamo Mm. tutti per la stessa azienda, quindi, è stato comunque un evento legato al lavoro che faccio, quindi c'è stata questa opportunità di collaborare, a livello sportivo con questo ultra trailer che è Michele Evangelisti, Mhm. e ci ha allenato per Salutiamo. esatto, e ci ha allenato per 2 mesi durante quest'estate e poi a fine, settembre abbiamo fatto appunto questo weekend, legato allo sport. Bello, eh? È stato molto interessante perché anche lì ho superato alcune paure che avevo legate alla corsa, perché, anni fa mi ero fatta male ad un ginocchio, quindi pensavo che la corsa non avrebbe mai fatto parte della mia quotidianità e, Mm. in realtà mettermi in gioco in questo modo è stato molto interessante, e mi ha fatto superare dei limiti che avevo. Mm. Guarda, io sono della filosofia in molti sport e quindi bisogna, secondo me, provare tutto, poi c'è la possibilità di farlo perché così alterni e non logoriamo troppo il nostro fisico perché alternando va sempre bene, no? E poi volevo dirti che, appunto, sì, tu hai raccontato che hai rotto parecchi indugi, parecchie, cioè ti è stato importante sia il lavoro che il fatto del viaggiare, che hai rotto sia il timore delle vertigini, no? Eh, Ehm, sì, eh, non è proprio rotto, nel senso che comunque ci sono situazioni in cui mi fa ancora paura l'altezza, però mi piace mettermi in gioco anche in questo senso. Come dicevo, quando si affrontano le proprie mm, paure,
secondo me si esce anche da quella che viene chiamata una zona di comfort, e quando esci dalla zona di comfort c'è una crescita. Quindi mi sono dedicata anche a sport come il parapendio, Bravo. piuttosto che acrobazia in aliante. Ecco, Ecco esatto. qua, così. Qua tu hai imparato, perché ho letto, perché vado a leggere i tuoi post, hai imparato a alzare la voce, no? Quanto l'hai alzata? Allora, qui in realtà è stato voluto, mi stavo divertendo tantissimo, non pensavo che fosse possibile Mm, divertirsi così ad alta quota, e ho deciso di fare un po' di acrobazie con la vela, e- ed è stato proprio un urlo liberatorio di gioia. È stato molto emozionante questi 45 minuti che abbiamo passato in volo, in cui siamo mm. entrati anche nelle nuvole. E mi sono anche commossa perché Ma da dove sei partita? Perché io ho un'amica che è la campionessa del mondo di parapendio, che è Nicole Fedele, che è di Gemona lei, perché lei mi dice che abbiamo dei posti magnifici qua in Friuli, soprattutto qua, perché anche tu sei di Cividale, tu? e sono di Butrio, quindi pochi Sì. chilometri da Cividale. Eh, quindi sopra questa zona qua, Cividale del Friuli, andando verso appunto anche verso la Slovenia, sono dei punti fantastici proprio. Lei si allenava sempre qua, poi è andata a fare anche i mondiali, anche in Brasile, no? Sì, E quindi tu da dove sei partita? sono partita proprio sopra Gemona, dal Monte Quarnan, Mm. ed è uno dei punti migliori dal quale partire, anche rispetto magari alla Slovenia, da quello che mi hanno spiegato. Mhm. E, siamo partiti da super giù i 1000 metri, e poi con le correnti siamo arrivati quasi a raddoppiare, quindi siamo arrivati a 1600-1700, Mm. quindi molto Bellissimo, no? interessante, sì. Quindi adesso io uso sempre la parola camminiamo col cuore, no? E Ok. vediamo qua perché tu hai scritto splendiamo. Ho scritto "Splendiamo elevando gli altri", questa è una copertina che risale a un po' di anni fa, e mi piace molto il Eh, concetto della luce, quindi cerco il più possibile di fare delle azioni nella mia quotidianità che mi portino ad essere luce nella mia vita, e di conseguenza anche a illuminare gli altri con quello che so, con quello che posso dare. E quando comunque lavoriamo, andando ad aiutare gli altri, andando a far sì che gli altri crescano, comunque ad apportare mm. qualcosa di positivo nelle loro vite, automaticamente noi acquisiamo più luce, per quella che è la mia filosofia. Quindi, questa Quindi frase mi rappresenta. ti torna indietro, no? E quindi questo qua lo condivido anch'io, perché proprio dare agli altri e quindi elevando gli altri è un concetto bellissimo. Quindi questo è un tuo aforisma, no? Non ti so dire se avevo preso Mm. spunto da qualche, non te Però, lo so dire in però questo momento, però l'ho fatto mio. mhm. Bellissimo. Quindi adesso andiamo un po' più veloci perché altrimenti qua Esatto. Quindi è quello in cui credi che ti fa Qui fare ero la proprio differenza. qui ero proprio in aliante, e quando si fanno acrobazie in aliante si toccano diversi G, e qui eravamo a 0 G, quindi come Mm. se fossimo sulla Luna, e infatti i miei occhiali Eh, fluttuavano davanti di me. È stato eh. tosto, è stato tosto. Qui sono andata da 0 a 4G, quindi comunque anche stressante a livello fisico. Questo è un Mhm. altro, quello che c'era poco fa era un altro dei miei eventi. Grazie Santina. Mm. Quello che hai messo poco fa era un altro dei miei eventi che ho avuto l'onore di presentare, sempre legato alla mia professione, quando ancora ci si poteva incontrare dal vivo. Quindi Mm. questo qui è un evento live con centinaia di persone. Mm.
Make it ecco. happen, quindi Fare? fallo accadere. Come? Fallo accadere, fallo succedere, fai in modo che Ecco, accada. E anche bisogna, questo bisogna sempre crederci, no? esattamente. Qui era un Poi la altro fede, che hai già... esatto, qui ero a Medjugorje. Ed è Ah, stato un viaggio interessante anche per il concetto della fede proprio legata, alla religiosità. È stato molto bello, un viaggio di introspezione importante, soprattutto nel periodo in cui l'avevo fatto nella mia vita. mm, Qui sempre il famoso Ponte Rosso, Las Vegas, qui ecco. in una giornata di lavoro a casa. Qua siamo a Braies. Esatto, esatto. Bello, Esattamente, sono stato bellissimo, anch'io. molto, molto bello. C'erano dei Mm, colori, questo qui era quest'estate, anzi estate-autunno, forse verso settembre, e i colori erano bellissimi. Veramente c'è questo lago che andava dal verde all'azzurro e poi queste montagne mm. mezze innevate, mezze verdi. E qua il contatto con la natura, che è un altro degli aspetti che caratterizza Ah, comunque la mia quotidianità. Cerco sempre il più possibile nella mia giornata di dedicare del tempo alla natura o attraverso magari il giardinaggio, la cura delle piante o proprio stare in contatto con la natura, mm. quindi, fare meditazione, o camminate o passeggiate nella natura. È una Quindi fonte di energia positiva. dedicare tempo a te stessa, no? Qua, dove sei qua? Bandiera svizzera. Qui, questo qui è stato l'ultimissimo viaggio che ho fatto prima della quarantena, proprio pochi giorni Mm. prima, ero appena rientrata e ho fatto il tour della Svizzera e qui ero a Ginevra. Infatti vicino alla bandiera svizzera vedi Ah, anche il getto del lago di Ginevra. lì non sono stato sul lago di Como, ma a Lugano attorno, ho Mh-mh. fatto attorno, ma a Ginevra non sono stato, vedi? È una città interessante. Mhm. Qui ero a Ecco, Lucerna, sempre nel tour della Svizzera, e sempre con il mio shake in valigia, ehm, che fa parte comunque del mio lavoro, come ti dicevo prima, abbiamo parlato di micro e macro integrazione, e mm, i miei supplementi, quindi quello che comunque che fa parte del mio lavoro, che è anche parte della mia quotidianità, quindi non solo propongo determinati prodotti alle persone, ma anche li utilizzo perché li ritengo molto validi nello stile di vita sano e vengono sempre in viaggio con me, quindi uno spazio in valigia mm. c'è sempre per loro. Ecco, Altro lago meraviglioso. questo sì, dove? Qui siamo a Sorapis, Ah, caspita, qua quindi è proprio, i colori sono pazzeschi. questo qui è incredibile, è veramente un azzurro ghiaccio pazzesco. Mm. È molto molto bello questo lago. E questa è stata una delle mie prime corse sotto la pioggia, quindi non pensavo che potesse essere possibile e così divertente correre sotto la pioggia. E invece mi sono, oltre che lavata completamente, anche divertita un sacco quest'estate, quindi sempre estate 2020. Mi senti? Dimmi. Ti eri bloccato. Sì, sì, Okay, ma tu vai avanti. okay. Sei tu Qui oggi sempre che devi parlare. qui sempre a uno dei miei eventi qualche anno fa,
e raccontavo la mia storia davanti a questo pubblico, perché proprio uno degli aspetti importanti di questo tipo di attività è proprio il raccontare quella che è la propria esperienza, quella che è la propria storia, quindi condividere con le persone Mm. il proprio trascorso. Questa è Il una news, giusto? Esatto, esatto. Questo qui è l'ultimo prodotto che ha lanciato la mia azienda e che fa capo a una filosofia molto interessante, che è appunto quella di coltivarsi il cibo da soli, quindi partire proprio dal seme, vedere crescere una piantina e raccogliere quelli che sono poi i propri frutti. E, molto educativo anche per quanto riguarda i bambini, quindi un prodotto molto interessante, è un giardino verticale, un orto verticale che si può tenere anche in casa, anzi di solito si tiene in casa oppure sul terrazzo e ti permette di Mhm. coltivare pomodori, cetrioli, tegoline, fragole, quindi tutto quello che potresti coltivare nell'orto, escludendo patate, carote o quello che cresce sotto la terra. Ah, E secondo me appunto questa filosofia, cioè proprio il contatto di nuovo, come dicevo prima, con la natura, con addirittura il cibo, quindi siamo quello che mangiamo, è molto importante, in particolar modo secondo me in questo periodo delicato che stiamo affrontando. mhm. Esatto, bell'idea, eh? Spagna, qui siamo nel sud della Spagna. Mi dicevi prima, Ah, non ti ho risposto alla domanda del perché solo spagnolo. eh, Ho imparato lo spagnolo grazie a questa attività. La Spagna mi è sempre piaciuta come luogo e ci sono già stata una decina di volte circa. Qui ero nel sud della Spagna, una mhm. zona fantastica. E, e ho imparato lo spagnolo grazie a questa attività, quindi mi interfaccio spesso con i partner spagnoli e guardo anche diverse serie TV in spagnolo e l'ho imparato magari non tanto bene dal punto di vista grammaticale, però Sì. lo capisco e riesco a farmi capire in qualche modo. Ecco, quello è l'importante, comunicare, no? Esatto. One Simple Change è un po' la mia filosofia lavorativa, con il quale condivido appunto con le persone, quindi ispiro le Mm. persone, partendo proprio da questo concetto, un semplice cambiamento. E tutto parte da lì, quindi magari una persona che mi vede dice sì, ma tu non sarò mai come te, perché tu sei già arrivata lì, hai già avuto questo, hai già fatto quello, eccetera, eccetera. Ma prima di essere quella che sono, ho fatto degli step, quindi sono partita da un primo passo e questo aspetto qui è fondamentale. Anche la corsa, per esempio, è stata una metafora. Di certo non ho fatto i 10 chilometri nel primo giorno, ma sono partita facendo 1 chilometro, facendo 2 chilometri, quindi E ogni giorno si va ad aumentare piano piano. infatti dicevo pur che ti vedevo che ti allenavi e quindi quanto ci è voluto comunque per arrivare lì e quell'esperienza e viverla col sorriso, no? Perché non Circa basta due, acquistare la lampada. Quanto? circa 2 mesi però di allenamenti comunque Eh, praticamente quotidiani, ecco, se ci vuole un po' di tempo, no? Bisogna dedicare il tempo giusto anche per evitare di farsi male, no? Quindi importante soprattutto. prevenire gli infortuni, no? Ecco, questo è un altro evento importante. Questo qui era proprio l'evento di Las Vegas con Eric Worre, che è uno dei top rappresentanti di questo mondo, quindi del mondo del network, e da anni fa formazione e ho deciso appunto di seguire questo corso perché è uno dei leader indiscussi di questo mio settore. E quindi ero proprio lì a Las Vegas a Mm. formarmi con lui. High Performance Habits sono
Qui questo fa parte sempre della formazione personale, quindi anche dedicare tempo alla lettura, in questo caso in lingua inglese, è un aspetto comunque importante, quindi se non si ha la possibilità magari di partecipare a dei corsi dal vivo, leggere Mm. determinate letture è importante sempre per la cultura personale, per crescere nel settore che si sceglie. Esatto, esatto. Quindi, Qui siamo sempre a casa, in qui partenza. qui sì, qui ero in partenza per un evento esclusivo, Mm. al quale si poteva partecipare solo raggiungendo determinati requisiti, a livello lavorativo. E abbiamo fatto questo weekend nel lago di Garda con questa formazione con un gruppo molto ristretto di persone ed è stato un onore e un piacere poterne farne parte. Mm. Bene, si vede il sorriso, quindi Sempre con il mondo in tinta con il momento. questa non l'ho girata perché la racconti tu. Questa qui è la formazione, cioè è la mia attività in questo periodo. Allora, io negli ultimi anni ho sempre lavorato online, però dedicare comunque del tempo anche dal vivo alle persone e al team era un aspetto molto importante. Quest'anno e anche sì, l'anno scorso e quest'anno, diciamo che la maggior parte degli eventi, anzi praticamente tutti, si svolgono online. Quindi questa ormai è diventata la mia quotidianità, praticamente computer H24 e qui eravamo ad un evento aziendale internazionale, quindi partecipavano a questo evento collegati un po' da tutto il mondo migliaia di persone. Mm. Questa è la vision board, quindi alle mie spalle c'è questa specie di quadro fatto da me con dei ritagli di giornale e rappresentano la mia visione dei miei obiettivi ed è un esercizio molto interessante da fare, quindi quando si mette su carta quelli che sono i propri obiettivi, alla fine poi la tua testa lavora per farteli raggiungere, quindi questa qui era la visione che avevo appesa anni fa nel mio bagno e quindi ogni giorno, più volte al giorno, ce l'avevo davanti agli occhi. Qua dove sei? Finlandia. Finlandia e quella alle mie spalle è la Cappella del Silenzio, è praticamente questa stanza in cui si entra e nessuno può parlare, quindi si sta in assoluto silenzio, è fatta in legno e mi ha molto colpito in mezzo appunto a questo, alla città molto viva e caotica, infatti si vedono le persone intorno. E, ed è stato, cioè, mi piacciono questi angolini particolari delle città. Mm. Questa è un'altra frase che mi rappresenta, quindi lift your life, ovvero eleva la tua vita in sostanza, quindi vai allo step oltre, dai di più nella tua vita. E avevo fatto un evento proprio con questi palloncini, con questa scritta evocativa. Mhm. Qui siamo di nuovo a Malta, in un altro viaggio, sempre in un mio compleanno, diciamo che gli ultimi compleanni li ho festeggiati lì, ed ero appunto in questa piscina al 17° piano. Mm. E questa è la meravigliosa Spagna di nuovo, qui siamo a Valencia, e fantastica, cioè la Spagna ha dei colori pazzeschi. Qui di Oh, nuovo meditazione. finalmente distesa, che sei sempre attiva. Qui meditazione. E questo era un posto fantastico nel giardino giapponese a San Francisco. È bellissimo luogo, cioè veramente chi va a San Francisco deve visitare questo piccolo paradiso, è bellissimo.
E qui avevo aperto un biscotto della fortuna e avevo trovato questa frase, quindi Ah, remember one month from this date, good things are in store for you, quindi ricordati un mese da mm, adesso, eh, delle belle cose sono in programma per te. E mi piace interpretare questa frase come sempre essere responsabili del proprio trascorso, quindi non ah, affido la fortuna al caso, quello che sono gli eventi nella mia vita, ma cerco di crearmeli il più possibile. mhm. Ecco. La foto di Qua. dopo era sempre lì. Questo ponte pazzesco in questo giardino giapponese, l'ho passato, quindi ci sono passata attraverso e è stato abbastanza difficile perché pioveva e quindi era Ma, scivolosissimo, però è stato ma non ha divertente. scalini? Scusa, non ha scalini? Ha delle piccole travi ogni tot, ma Ah, non è semplicissimo riuscire a passare dall'altra parte. quindi è una bella esperienza. E qui sempre in contatto con la natura, penso che quando comunque mangiamo bene e abbiamo dei bei pensieri, quindi viviamo uno stile di vita sano a 360 gradi, la natura poi ci riconosce e ci apprezza, quindi questa farfalla sulle mie mani, è un altro simbolo della mia Ah, quotidianità. quindi qua bisogna guardare al futuro, non al passato. Ehm, Qui è essere leali al proprio futuro e non al Eh, proprio passato, nel senso, sì, nel senso appunto di guardare a quelli che sono i tuoi obiettivi e al tempo che abbiamo presente e al tempo che verrà, non al tempo passato che ormai non possiamo più modificare, quindi rimpianti o cose di questo genere non ha senso portarli nel nostro quotidiano. mhm. Bene? Mm. Adesso, Altri viaggi qui sono a Cape Colca, in Estonia, ehm, anzi scusami, in Lituania. Ehm, Ed era pazzesco perché qui le acque del Baltico si uniscono al Golfo di Riga, ehm, e in quella specie di boschetto in cui praticamente c'ero solo io, ehm, ho inserito degli ordini, lavorativamente parlando, ed era pazzesco perché in quel boschetto lì la rete prendeva meglio che in casa mia, cioè quindi boschi del Baltico fantastici per lavorare online. ah. Allora, ascolta, mi dici un aforisma che, ma non di quelli che abbiamo già visto, che quindi vuol dire che i concetti, le cose le hai chiare e poi le rendi tue e le metti in pratica, ma dimmi un bel aforisma che così lo regaliamo a chi ci segue. Proprio aforisma, aforisma, ti direi fai della tua vita un capolavoro, quindi ritorniamo Mm, sempre al concetto del non lasciare le cose al caso, ma creati la tua realtà e creala nel miglior modo possibile. mm. Bene, quindi salutiamo. Sì, direi che è passata un'oretta, penso che, che abbiamo raccontato abbastanza. Poi chi vuole magari farmi delle domande in privato legate all'attività piuttosto che ai viaggi, al mio stile di vita, mi può tranquillamente scrivere in uno dei vari social, quindi su Messenger o sui direct di Instagram, sono molto disponibile. Ecco, quindi se uno vuole invece intraprendere l'attività come l'hai fatto tu, ti può tranquillamente chiamare e quindi decidere di... Assolutamente, sì. Poi si fa ovviamente un colloquio, quindi ragiono con la persona su quali sono le motivazioni, sulle motivazioni e anche sugli obiettivi che ha e si ragiona su un percorso ad hoc su quella persona. Mm. Ecco,
So che me l'avevi detto, c'era una cosa che forse ci siamo dimenticati di dire, il fatto che ci sono questi concetti, quindi imparare, educare, conoscere le cose che comunque che ti interessa approfondire, e magari anche prima abbiamo visto le piante, quindi l'hashtag le mani nella terra, no? Sì. Però una cosa importante è anche che comunque tu ti rivolgi anche alle scuole, no? Quindi certi concetti li porti anche nelle scuole, giusto? Lo stile di vita sano nel momento in cui inizia in tenera età, poi porta, degli adulti consapevoli che, a loro volta, tramandano il benessere di generazione in generazione. Quindi, non lavoro proprio direttamente con le scuole, nel senso che non mi Mm, rivolgo proprio ad un pubblico scolastico, ma mi rivolgo più che altro alle famiglie che hanno, dei bambini che frequentano ovviamente le scuole. sì. E penso che abbiamo anche dei bellissimi progetti in azienda legati proprio al concetto di benessere a 360 gradi a livello familiare e mi piace molto, diciamo, ispirare le famiglie a partire dalla tenera età. Sì, sì. Bene, allora la libertà del tuo lavoro è la chiave di volta, come si dice, no? Sì. Quindi si lavora per raggiungere la libertà, ma anche il tuo lavoro ti porta alla libertà, no? Ti rende E libera. È dipende un dal lavoro concetto libero. di libertà che abbiamo alla fine. Il mio concetto di libertà è proprio quello di potermi gestire in autonomia il mio tempo. E questo qua è il mio concetto di libertà, quindi poter fare questo tipo di attività mi permette di gestirmi in autonomia il mio tempo e di conseguenza di sentirmi libera. Mm. Allora, ci rivedremo, chissà, a parlare ancora di Spero qualche di sì. altro concetto. Spero che ci liberino anche magari per un aperitivo assieme, o magari per un percorso celeste assieme. È evocativo Ecco, ecco. il colore del planisfero. Esatto, esatto, celeste. Boh, ma dai, appena scatta il giallo, noi siamo già pronti per partire, e quindi, anzi, chi vuole unirci, magari facciamo un bel gruppetto, anche perché io organizzo anche non solo il cammino intero che uno può andare a vedere, perché c'è un pacchetto promosso dall'agenzia viaggi, ma organizzo anche delle tappe che possono essere un weekend, ma anche la singola Mh-mh. tappa, quindi anche un giorno solo, che potrebbe essere magari ad Aquileia, come può essere a Zona Cormons o Sì, a Cividale, che sono tante cose da vedere, ma anche quella dell'Ussari, no? Che visto che sei allenata, bisogna approfittare adesso di andare su correndo, no? è vero. Quanto dura il percorso più o meno in giornate? Sono 300 chilometri? Allora, no, 210 chilometri. 210, okay. Allora, i cammini funziona così, no? Sono organizzati e studiati per essere fatti, e quindi per essere fatti al meglio. E quindi normalmente si va sui 25 km, 20-25 km, no? Più o meno i cammini sono organizzati in quella maniera lì, no? In questo caso sarebbe da fare in 10 tappe. Poi Okay, questo qua è quello che viene proposto, dopodiché uno ha la libertà di farlo come meglio crede, no? Anche perché si parte da certo. un'idea di un spirituale, ma uno può farlo anche in altre maniere, no? Se lo facciamo, ad esempio, correndo, chiaramente stai meno, no? Ovviamente, no? Però è Certo. questione anche sì, è questione anche di organizzazione, perché bisogna sapersi organizzare bene le tappe così. Eh, Sicuramente l'idea mia è di farlo sia camminando che correndo, anche perché ricordiamo che non c'è solo il Cammino Celeste qua in Friuli, ma abbiamo tanti altri cammini, e ricordiamo anche uno importante che parte dall'Austria, che va fino a Muggia, che è l'Alpe Adria Trail, che adesso ci sarà anche una gara organizzata, quindi ognuno può trovare
suo modo di affrontare il cammino, no? Non sta a me dire qual è il migliore, qual è il più valido, ognuno sceglie, no? Sicuramente bisogna porre attenzione alla nutrizione, all'alimentazione durante il cammino. Questa è una cosa che magari fondamentale. potremmo fare una puntata specifica per questo argomento, perché prima bisogna partire, bisogna comunque organizzarsi, che te lo fai da solo, che lo fai in gruppo, no? Comunque bisogna avere lo zaino, portarsi dietro le cose, sapere che appunto prima di partire bisogna anche meditare, che tu dicevi è una cosa importante, concentrarsi, pensare al respiro, quindi Assolutamente. anche le regole che ci insegna lo yoga, il respiro è importante e poi anche se si va in gruppo comunque bisogna stare con se stessi mentre si cammina perché è appunto è molta meditazione, quindi cammino secondo me per te sarebbe cioè tu sei già predisposta, no, per farlo, ma sarebbe una bella sorpresa e poi anche raccontare com'è andata, no? Oppure raccontarlo mentre andiamo, ma magari io racconto il mio punto di vista, tu dal tuo. Sicuramente verrà anche Santina che comunque ci ha seguito in questa puntata perché non vede l'ora. Ecco. Abbiamo già fatto alcune tappe, le abbiamo già fatte perché io organizzo anche tappe di una singola giornata, quindi chi vuole magari provare, capire come funziona, no? Sicuramente lì lo zaino è un po' più leggero, ma ci sono varie soluzioni, quindi seguiteci che ci saranno tante sorprese, no? E quindi visto che vieni anche tu, devono seguire anche Ok, te. ok, allora ne riparleremo. Bene, allora Romano, ti ringrazio per questa intervista, è stato piacevole passare del tempo assieme e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in questa oretta e niente, ti do una buonanotte e a presto. Sì, allora ricordiamo che comunque si può rivedere, si può ricommentare sotto e tu potrai anche rispondere proprio Certo. nel punto esatto dove viene fatta la domanda e poi a breve sarà presente anche su YouTube, quindi chi vuole seguire basta cercare anche su Google l'hashtag interviste d'autore e in questo caso mettete vicino anche Eleonora Tosato. Benissimo. Ciao a tutti. Un Ciao, abbraccio. grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.